No, non sfrugulia mozzarella San Giuseppe. Questo si dice a Napoli quando qualcuno ha abusato e esagerato della pazienza altrui. Ma cosa c'entra questa mozzarella? E San Giuseppe? Chi vorrei sapere? E tu? Quello che vedete è il bastone di San Giuseppe. Sì, proprio lui, lo sposo di Maria. Una reliquia che è stata riconosciuta autentica dalla Curia di Napoli e che oggi si trova nel Museo di San Giuseppe dei Nudi. Questo bastone, in napoletano chiamato amazzarella, giunge a Napoli nel 1713 grazie ad un cantante lirico napoletano, Nicola Grimaldi, a cui era stato donato. Ogni anno, durante la festa di San Giuseppe, una folla enorme a Napoli si accalcava per vedere la reliquia, toccarla e baciarla. Ma qualcuno, mentre toccava la mozzarella, cercava anche di nascosto di staccare dei pezzetti di legno da portare a casa come reliquia personale. Per proteggere il bastone misero di guardia un veneziano, il quale ogni giorno, esasperato, gridava ai fedeli con il suo accento «Non sfregolar la mozzarella di San Giuseppe». E qui entra in gioco l'arte tutta napoletana di storpiare le parole e trasformarle con ironia. Nasce il verbo sfruculià. Pensa un po', uno dei modi di dire più napoletani che abbiamo è nato dalla frase di un veneziano. E se anche tu conosci qualcuno che ogni tanto esagera, mandagli questo video, così sa che non deve sfruculiare la mozzarella.